verso una forma, che verso una scelta ideologica di qualche partito, questo sì, ma non è che non creda ai partiti, ecco. Perché lei sostiene che la borghesia sta trionfando, ad esempio? Ma lei non Perché critica anche il Partito Comunista contemporaneamente e non si pone come un precursore della contestazione? sì, questo è vero, è oggettivamente vero, insomma. La borghesia sta trionfando in quanto che la civiltà neocapitalistica è la vera rivoluzione della borghesia. La civiltà dei consumi è la vera rivoluzione della borghesia e non vedo altra alternativa, perché anche nel mondo sovietico in realtà la caratteristica dell'uomo non è tanto quello di aver fatto la rivoluzione, di vivere, eccetera, eccetera, ma quello di essere un consumista, insomma. Se la rivoluzione industriale in un certo senso livella tutto il mondo. La politica e il capitalismo, 1971. Va ora in onda Filo Diretto. Filo diretto mica tanto, perché debutta invece questa sera una nuova trasmissione. Ci terrà compagnia tutti i martedì dalle 18 alle 18:30, filo diretto con Lega nel mondo, questo sì, le voci dei leghisti all'estero. A coordinarla Paolo Borchia, che è coordinatore federale di Lega nel mondo ed europarlamentare, che è in collegamento con noi. Buonasera Paolo, innanzitutto. Buonasera e grazie per questa opportunità. No, ma grazie a te che arricchisci il nostro palinsesto della nostra radio con questo punto di vista che ci porta in giro nel mondo, come da titolo, giusto appunto, ma come anche dall'organizzazione che tu coordini e guidi, quella appunto che si occupa dei leghisti all'estero. Vuoi dirci qualcosa di più? Perché magari non tutti coloro che sono all'ascolto in questo momento sanno intanto di che cosa si tratta, e poi parleremo anche dell'obiettivo editoriale di questa trasmissione, di cosa si propone questa mezz'ora dalle 18 alle 18:30 del martedì. Ma fondamentalmente Lega nel Mondo è un'iniziativa che nasce su impulso di Matteo Salvini nel 2017. Il tentativo era, è e sarà quello di creare una comunità di tutti i militanti, simpatizzanti della Lega che per ragioni di studio, di lavoro, per necessità oppure per volontà hanno deciso di trasferirsi in un altro paese, mantenendo però nell'animo le motivazioni legate all'Alberto da Giussano. Per cui fondamentalmente da un lato andremo a raccontare quello che la nostra struttura sta facendo, dall'altro lato ci piacerebbe anche condividere tante delle storie che i nostri simpatizzanti, i nostri iscritti hanno portato avanti, quindi le loro esperienze, i loro percorsi, quindi cercare diciamo di portare anche un punto di vista diverso, una chiave di lettura diversa e magari, perché no, più ampia di quello che sta succedendo in Italia, sempre chiaramente con un animo leghista. Ecco Paolo, spendi ancora qualche parola su Lega nel Mondo, perché vedo che in realtà si tratta proprio di un'organizzazione che, bene o male, si sta ramificando veramente in tutto il mondo, no? Nella home page Sì, ma leganelmondo.org qualcuno può farsi un giro, già si fa un'opinione, no? sì, diciamo che passettino dopo passettino, sempre con tanta buona volontà, mettendoci il tempo a disposizione tra i ritagli di lavoro, sacrificando un po' di tempo libero alla famiglia, ci sono tante persone che hanno deciso di intraprendere questo progetto e soprattutto di dare una grossa mano. Ecco, quella che vediamo a video è la home di Lega nel Mondo. Vediamo tra l'altro l'ultima notizia pubblicata oggi. Infatti salutiamo tutti il professor Gerolamo Fracastorro che ha deciso di darci una mano mettendosi a disposizione a ramificare la struttura anche in Marocco. Quindi stiamo parlando di contesti molto ma molto diversi tra di loro, che partono dall'Europa al Sud America, al Nord America, quindi magari seguendo rotte di emigrazione un po' più tradizionale, mentre diciamo che siamo presenti anche in paesi un po' più di nicchia, per cui nelle prossime settimane, con questa fascia del martedì alle 18 ora italiana, cercheremo di condividere le storie, le esperienze di tanti amici che sicuramente hanno tante cose da raccontare, anche perché chiaramente il fatto di allontanarsi dalle regioni d'origine, il fatto di allontanarsi dall'Italia, poi dalla possibilità di avere una chiave di lettura più particolare, sicuramente con
con una certa differenza rispetto a quella che siamo abituati ad avere in Italia. Per cui io mi auguro che per tutti quanti avranno il tempo, avranno la pazienza di ascoltarci, sia anche un'opportunità di arricchimento, un'opportunità di ascoltare nuove storie e soprattutto l'opportunità di capire come il messaggio della Lega sia un messaggio che sarà bello da declinare anche in tanti altri paesi diversi dal nostro, quindi portando esperienze diverse. Ecco, per quanto riguarda poi la radio e chi ci ascolta, c'è anche la possibilità di avere degli inviati in tutto il mondo, no? Attraverso questa trasmissione, perché questa diventa una finestra anche che ci farà conoscere realtà socio-politico-economiche che magari non conosciamo o conosciamo molto poco, perché va anche detto una cosa, mi sembra, non so se tu sei d'accordo Paolo, che quelli che una volta erano gli inviati sui giornali non ci sono più, i giornali non li legge più nessuno e l'informazione che passa anche attraverso la rete, sì, certo, uno può andarsi a cercare delle cose molto precise, però in realtà l'informazione di massa non è più molto attenta alla pagina degli esteri e del mondo, no? Sui giornali, per quello che ne rimane, c'è molto poca roba, è molto poco interessante. Qui invece abbiamo la possibilità di sentire delle voci, delle testimonianze dirette, certo, vere. Ma testimonianze dirette e direi anche affidabili da parte di persone che vivono sul campo. No, ho citato l'aggettivo affidabile perché io nel fine settimana ho avuto l'opportunità di rappresentare la Lega al vertice di Madrid, vertice che ha visto riunirsi partiti identitari, partiti di centrodestra, che propongono una visione alternativa di Europa. E fondamentalmente, sai, quando torni a queste iniziative poi fai sempre un minimo di rassegna stampa per vedere cosa hanno pubblicato i giornali e diciamo ho letto dei resoconti che non mi hanno entusiasmato per aderenza alla realtà e per la capacità di raccontare oggettivamente quanto è successo, per cui diciamo che da questo punto di vista come avevo avuto modo di raccontare nella prima intervista che avevo tenuto anni fa in merito a Lega nel Mondo, l'ambizione sarebbe quella di far diventare la nostra struttura una sorta di rete diplomatica, di rete consolare della Lega in giro per il mondo, per cui fondamentalmente diciamo che al di là del tentativo di creare cultura, di fare aggregazione, di dare una mano semplicemente anche nelle cose più piccole della quotidianità, dove magari le ambasciate e i consolati non arrivano, ecco, al di là di questo Lega nel Mondo cerca anche, chiaramente a seconda del contesto, di dare una mano per quelli che sono gli sviluppi dei rapporti della Lega con altri partiti che invece sono radicati nei paesi dove i nostri connazionali vivono. Per cui fondamentalmente c'è una pluralità di obiettivi e ricordo, si tratta di obiettivi che stiamo raggiungendo grazie alla costanza dei nostri coordinatori e di tutti i simpatizzanti che stanno appunto operando in diverse sedi. Poi, tra l'altro, se fate caso al sito, c'è una sezione che si chiama eventi e diciamo io ringrazio veramente chi ha lavorato, perché organizzare eventi targati Lega all'estero in un paese diverso, tante volte autofinanziandosi, veramente non è assolutamente banale, per cui io ringrazio veramente tutti quanti stanno lavorando, ci mettono tempo, passione, a volte ci mettono anche qualche soldino, però veramente questo dimostra l'attaccamento alla Lega da parte di tutti i nostri simpatizzanti. Hai citato prima, apro una parentesi, il vertice di Madrid. Visto che sei qui, te ne chiedo conto. Cos'è venuto fuori da questa riunione? Ma fondamentalmente l'idea è quella di andare a costruire un centrodestra alternativo, un centrodestra che sappia intercettare i problemi reali delle persone. Io oggi stavo interloquendo con alcuni miei contatti sul territorio per spiegare che qui non stiamo parlando di massimi sistemi, non stiamo parlando di teoria, ma stiamo parlando di quotidianità, perché il primo errore è quello di considerare Bruxelles un'entità lontana, un'entità astratta che tanto non impatta sulla nostra quotidianità. Io che a Bruxelles ci sto da 12 anni vi posso confermare che si tratta di un approccio veramente errato, un approccio sbagliato, perché non tiene conto. Vi faccio un esempio, faccio alcuni esempi molto pratici. Vi ricorderete alcune settimane fa la Lega aveva lanciato il grido d'allarme perché dalla Commissione europea era trapelata questa bozza sulla
nuova direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici e sembrava addirittura che ci fosse dentro un divieto di vendita o di affitto per quegli edifici che non hanno delle classi energetiche particolarmente performanti. Per cui, al di là di questo esempio, ve ne potrei citare tanti altri. Ad esempio, andiamo a vedere cosa sta combinando la Commissione europea sulle politiche sul clima e sull'energia, e soprattutto andiamo a vedere quelle che sono le conseguenze sulle bollette. Per cui fondamentalmente quello che a Madrid abbiamo cercato di fare è stato quello di di mettere un altro tassello, di fare un passettino ulteriore verso un grande contenitore che abbia i numeri per essere ancora più influente rispetto a quanto siamo adesso in Europa, anche perché adesso, ricordiamo, il centrodestra alternativo al Partito Popolare Europeo è diviso in due gruppi politici, Identità e Democrazia, di cui fa parte la Lega, e il gruppo dei conservatori, per cui io mi rendo conto, e ve lo dico un pochino da addetto ai lavori, che si tratta di percorsi che vanno fatti col tempo, senza fretta, altrimenti quando si costruisce una casa partendo dal tetto sappiamo tutti come va a finire, però fondamentalmente torno a casa da Madrid con la consapevolezza che qualche piccolo passo in avanti è stato fatto. Poi chiaramente i passi in avanti non bastano, perché poi serve concretizzare. Ecco, avrei visto stamani un titolo su un giornale molto di nicchia, Il Foglio, il flop di Madrid. I sovranisti europei hanno dato un altro spettacolo di disunione, Putin a farli litigare. Come ti pare come sintesi? Allora, nessuno ha litigato su Putin. Poi non è un mistero che ci siano alcuni paesi, cito ad esempio la Polonia, che nei confronti della Russia storicamente hanno sviluppato determinate sensibilità. Il tema Russia, tra l'altro, è un tema sul quale io non sono assolutamente ideologico. Penso che sia un paese molto importante per quanto riguarda l'interscambio con le imprese del nostro paese. Dal punto di vista energetico sappiamo benissimo quanto purtroppo siamo dipendenti dalle importazioni di gas dall'estero, specialmente dalla Russia, per cui io ritengo che il presupposto minimo sia quello di avere dei buoni rapporti con la Russia, ma questo non significa rinunciare all'atlantismo. Io credo che col buon senso si possano fare molte più cose rispetto a quanto si può fare con l'ideologia. Poi, insomma, se me lo consenti, tra i due resoconti che ho letto, un giornalista non mi ha chiamato per sapere com'era andata, un altro addirittura mi ha telefonato il giorno prima del vertice e poi non so come abbia fatto a scrivere un resoconto, magari si fa copia e incolla da quello che scrivono alcuni siti esteri, ma insomma non lo so. Io il giornalismo lo intendo in un altro modo, dai, diciamo così, senza polemiche. Paolo, al di là di resoconti più o meno veritieri o inventati, ecco, esiste una possibilità di coordinarsi a livello europeo tra forze anche molto diverse tra di loro, perché ognuno poi ha una sua eredità, una sua storia. Tu ricordavi prima la Polonia, no? A parte il fatto che personalmente mi incuriosisce molto capire che tipo di personalità abbia il premier polacco Morawiecki, e che personalità politica ovviamente, che tipo di istanze porti avanti, perché mi sembra un esperimento molto interessante quello del governo polacco. Se ne sa pochissimo, ripeto, perché anche pur facendo la rassegna stampa tutti i giorni e da anni, devo dire, sui temi di politica estera devi andare a documentarti in maniera dettagliata, perché veramente se ne discute poco, ed è un paradosso, no? Perché tutti a riempirci la testa con la globalizzazione, col fatto che se cade la farfalla a Madrid succede il terremoto in Indonesia e tutte queste belle favole, e poi in realtà lo sguardo dei nostri mezzi di comunicazione principali o mainstream che dir si voglia è molto poco attento a quello che accade non solo nel mondo ma anche vicino a casa, perché la Polonia tutto sommato è vicino a noi in termini politici, no? E geopolitici, quindi è molto vicino a noi, se ne sa molto poco. Ecco, è possibile sviluppare delle linee d'azione comune? Prima domanda. Seconda domanda, tu sei nell'osservatorio del Parlamento europeo e credo uno dei temi che comunque verranno fuori nei prossimi tempi, adesso la crisi pandemica, questi 2 anni hanno messo la sordina a tante questioni, però immagino che la riflessione intorno al quale Europa, che cos'è Europa, quanto pesa l'Europa nelle vite degli stati nazionali, e magari anche una riflessione sui benefici o i danni della moneta unica e di questo tipo di politica dopo 20 e passa anni, in termini di valutazione empirica andranno fatti, no? Quindi presumo che, finita
la naftalina, diciamo, e l'ipnosi da Covid, si tornerà a parlare in qualche modo anche di questi temi qua, perché sono temi che comunque sono reali, non sono inventati. Quindi quale Europa? Che tipo di Europa? L'Europa ci ha fatto bene o ci ha fatto male? Quanto pesa? Quanto incide? Noi tra l'altro abbiamo anche in casa una questioncella, e metto lì un terzo punto, che è quello del PNRR, con i famosi fondi cosiddetti europei, che in questo momento sembrano, come dire, qualche cosa a metà tra la promessa e il debito. Allora, se si va verso il debito diventano problemi, perché prima o poi l'ortodossia europea, le regole sono quelle, tornerà a essere il rigore di bilancio, e chi è indebitato avrà i suoi dolori, no? Allora, come la mettiamo su questi 3 punti? Possibilità di far qualcosa, peso reale dell'Europa e quindi al contrario peso delle nazioni individuali. Ripeto, forse il periodo Covid ci ha un po' anestetizzato su tutti questi temi, però sono temi che comunque di fondo rimangono, no? Allora, partiamo dal PNRR, visto che io ti racconto un aneddoto. Durante le primissime settimane di pandemia, come tutti, dovendo rimanere chiuso in casa, facendo un po' il leone in gabbia, rimanevo attaccato al telefono il più possibile con 2 tra i tipi di interlocutori con cui parlo più spesso, vale a dire sindaci e imprenditori. E il denominatore comune di queste conversazioni era sempre una domanda: ma cosa fa l'Europa? Quando arriveranno aiuti dall'Europa? Adesso fondamentalmente io vorrei ricordare a chi ci sta ascoltando che ad agosto è arrivato il primo bonifico relativo a Next Generation, 24 miliardi e 9, quindi 25 miliardi, per carità non bruscolini, però sono arrivati un anno e mezzo dopo esattamente lo scoppio della pandemia, ricordiamo decretata dall'OMS l'11 marzo del 2020, per cui fondamentalmente possiamo dire tutto, ma non che sia stato un intervento tempestivo e reattivo. L'Italia è sì il maggior beneficiario di queste risorse, ma non dimentichiamoci che il nostro paese è quello che riceverà una quota maggiore di risorse a prestito. Cosa vuol dire? Che i prestiti innanzitutto a casa mia si restituiscono, e soprattutto non dimentichiamoci che da qui al 2026, non voglio essere pesante, però la politica economica del nostro paese sarà commissariata, visto che ogni 6 mesi la Commissione europea svolgerà un monitoraggio e una valutazione su quelle che sono state le riforme strutturali che vengono richieste ai paesi per introitare queste somme. E fondamentalmente finché adesso abbiamo lo stimatissimo Mario Draghi a Palazzo Chigi va tutto bene, però mi chiedo, quando andremo alle elezioni, quando ci sarà un governo diverso, a prescindere dal tipo di governo che ci sarà, la Commissione europea sarà ancora così accondiscendente? Poi quale Europa per il futuro e il peso degli stati? Io fondamentalmente penso che i dati, i numeri, poi avendo un passato io amministravo un'azienda, per cui fondamentalmente sono abituato prima a guardare i numeri e poi a fare ragionamenti. Io penso che oggettivamente vadano messi sul tavolo alcuni dati. L'Europa è l'area a livello globale che negli ultimi anni è cresciuta meno. Guardiamo ad esempio la crisi energetica. L'area cinese e l'area degli Stati Uniti, parlando di aree economiche omogenee, stanno vivendo una fase di ridimensionamento dell'emergenza, mentre il carro bolletta fa ancora parte della nostra quotidianità, per cui vediamo che quando scoppia una crisi purtroppo noi siamo sempre gli ultimi che escono, e questa è una cosa che dico spesso anche a Bruxelles. È evidente che le ricette che sono state individuate sono delle ricette sbagliate, ma questo non lo dico io perché voglio fare quello che si incazza con l'Europa perché va di moda, lo dicono i numeri. Per cui quello che è stato il travaso di competenze progressivo dagli Stati all'Unione Europea fondamentalmente non è che abbia portato dei grandissimi risultati, per cui la mia filosofia è molto semplice, ma credo anche molto concreta. È giusto che le competenze vengano portate a livello comunitario nella misura in cui riusciamo a portare a casa i risultati, altrimenti se i risultati non arrivano è meglio che queste competenze vengano lasciate in capo agli Stati membri. Pensiamo ad esempio alla politica commerciale, ai trattati di libero scambio, ma
è evidente che un'economia come quella veneta, come quella lombarda, come quella di tante regioni italiane votate alla manifattura abbia delle esigenze diverse rispetto ad un'economia, ad esempio, della Svezia, che fondamentalmente è un paese importatore. Come facciamo noi, gestendo una politica commerciale in comune, a far sì che le realtà dei paesi manifatturieri ed esportatori combacino con quelle degli importatori? Per cui fondamentalmente questo è uno dei messaggi che ho lanciato a Madrid, invitando anche gli altri partiti a cercare di essere concreti, evitando quindi di focalizzarsi soltanto sulle differenze, ma cercando di individuare invece quelli che sono e possono essere i temi sui quali si può lavorare assieme. Altrimenti, andando divisi, si fa soltanto il gioco del sistema, dell'establishment. E devo dire che quando ho pronunciato questa frase ho cercato di giocare sul tono di voce, di scandirla in maniera forte, in modo che tutti percepissero questo messaggio, che ritengo fosse il messaggio più importante che la Lega portava a Madrid. Insomma, mi sembra che sia stata una frase che ha destato un certo interesse e, diciamo, vi posso dire che il messaggio è giunto a destinazione. E invece sulla prima domanda che mi ponevi, relativa a Morawiecki, è un bel profilo. Economista, 53 anni, primo ministro con una buona istruzione, ha fatto un intervento molto, molto puntuale. Poi non dimentichiamoci che Diritto e Giustizia, il suo partito, ha stravinto le ultime elezioni con percentuali impressionanti. Non dimentichiamoci neppure che la Polonia in termini di popolazione è il quinto paese dell'Unione Europea come numero di abitanti ed è il primo beneficiario netto, per cui dal 2004, anno in cui la Polonia è entrata a far parte dell'Unione Europea, diciamo che il governo di Varsavia è riuscito a capire bene il giochino, è riuscito a capire bene il meccanismo e ad essere particolarmente attrattivo nei fondi che si chiamano fondi legati alla politica di coesione, che sono quelli che vengono trasferiti dagli stati con il PIL più alto, quelli con il PIL un po' più basso. E soprattutto nel congedarsi, Morawiecki, quando ci siamo salutati, mi ha caldamente raccomandato di portare un saluto a Matteo Salvini, per cui questo testimonia anche la statura internazionale che il nostro segretario federale ha raggiunto negli ultimi anni. Allora, siamo già quasi in chiusura. Torniamo all'oggetto specifico di questa nuova trasmissione, Filo diretto con Lega nel Mondo, le voci dei leghisti all'estero. Qual è il paese che ci farai conoscere o le voci che ci farai sentire settimana prossima? E ne approfitto per dire che questa mezz'ora verrà gestita qui in studio, o comunque fondamentalmente in veste di conduttore, dal nostro Matteo Furian, che avete sentito poco prima, e naturalmente però di volta in volta con ospiti che abbiano a che fare con l'oggetto di questa rubrica, cioè appunto la Lega nel Mondo. Ecco, settimana prossima hai già un'idea? Allora, il palinsesto è ancora totalmente in fase di creazione. L'idea è quella di chiaramente turnare i vari paesi, i vari continenti. Tra l'altro io ringrazio Radio Libertà sia per la disponibilità sia per la flessibilità che ci è stata concessa nella scelta della fascia, visto che chiaramente, dovendo fare i conti anche con diversi fusi orari, diciamo che la fascia delle 18 era la nostra prima scelta. Per cui dalla settimana prossima inizierà un tour del mondo, visto con un occhio da leghista. Sarà un tour che mi auguro riuscirà a condividere storie ed esperienze e soprattutto possa essere accattivante ed interessante per chi ci seguirà da casa. Bene, allora grazie davvero a Paolo Borchia, che a mia volta ringrazio perché costituisce la sua rubrica un arricchimento anche del nostro palinsesto. Quindi Paolo, grazie davvero. Abbiamo iniziato soltanto a introdurre questa rubrica che prenderà poi concretamente piedi anche con una sua bella sigla e tutto il resto da martedì prossimo alle ore 18. Grazie a Paolo Borchia, leganelmondo.org. Grazie ancora a voi e un saluto soprattutto a tutti gli italiani all'estero, un saluto ancora particolare agli amici leghisti che ci seguono dai 5 continenti. Grazie, a martedì, ore 18, leganelmondo.org.